sono KKGio e oggi siamo su Minecraft. Volevo chiedervi come si fa a cambiare la foto sul profilo e a farne una fatta a computer e fare KKGio a posto che Karma solo per il canale YouTube. Boh, comunque questo, come avete letto dal titolo, è un video per l'aggiornamento. È uscito da 2 giorni, un giorno forse, comunque da pochissimissimo. Volevo mostrarvi le cose nuove. Allora, vediamo le cose nuove. Prima di tutto ci sono i nuovi vagonetti. 2 solo, no 3. Questo con la che cavolo, con la cesta, il carretto con la TNT e quello con la tramoggia. Però non c'è quello con la fornace. Vabbè, allora le cose nuove sono il ripetitore, il comparatore, il distributore, dispenser e l'hopper. Allora, prendiamo questo come esempio, la cesta. Allora, cominciamo subito dall'hopper, dalla tramoggia. Allora, se uno è pigro, molto pigro, e non vuole aprire le ceste, fa così e così si mettono dentro e vengono trasportati nel baule poco a poco. Serve per gli ingranaggi, tipo si metto una qui, 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 una qui. E dopo una cesta qua sotto, mettiamo una torcia e vedrete che fra poco, è già arrivata qua, questa torcia sarà proprio in pratica teletrasportata perché viaggia velocissimo e ora fra poco dovrebbe arrivare. Perché si è bloccato? Ah, ecco adesso. Ecco, dopo l'espulsore, comodo per fare ingranaggi, tipo per far finta del frigorifero, per dire. La leva, facciamo finta, lo trasformi in un frigorifero, metti delle porte di ferro per coprirlo, tu che ne so ci metti dentro delle cose tipo cibo e così, e guardate non ti rimanda, così tu stai lì vicino e ti rimanda. L'ultima cosa, il distributore, che invece è un tantino diverso. Facciamo finta che io voglia lanciare delle frecce, è un ottimo sistema di difesa. Metto qua 19 e più poche qua, ecco. Allora, non come il dropper, si chiama dropper, che te le dà così, ma il distributore è, come che si chiama il suo vero nome, il dropper e il dispenser proprio le lancia come se fosse un arco. Infatti si crafta con un arco, pietra rossa e cobblestone.
basta che avete aspetta, 7 pezzi di... no, allora 9. Sì, 7 pezzi di cobblestone, un pezzo di pietra rossa e un arco. Andate nella crafting table e lo troverete e lo potete craftare tranquillamente, perché qua sul tablet non si deve esporre. Allora questo e questo non so come funzionino, me lo dovete dire voi, così lo spiego agli altri. Grazie di aver guardato questo video, spero di avervi insegnato qualcosa che non saprete, ma vabbè, niente, ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi.